Benvenuti amici a Regioniamoci Sopra, sempre con voi Giuliano Zulin qui su Radio Libertà. Ovviamente di cosa parliamo se non di autonomia? E parliamo di autonomia perché domenica scorsa c'era, anzi lunedì se non vado errato, comunque in questi giorni c'era un articolo di Ilvo Diamanti sulla Repubblica che era titolato così: tutti i danni dell'autonomia differenziata. Allora uno dice, cavolo, cioè cosa sarà mai successo, no? Poi andiamo dentro e vediamo che il titolo cambia e diventa "L'autonomia non piace più, contrari 6 italiani su 10". Allora uno dice, cavolo, vuoi vedere che, non so, prima era al 90% e adesso è calata, crollata, chissà come mai. Leggiamo ancora ulteriormente, diciamo, il titoletto, diciamo il catenaccio in termine tecnico dell'articolo, dice: il federalismo attrae meno che in passato, solo nel nord-est resta popolare, nelle altre aree del paese gradimento sotto il 50%. Allora noi adesso andiamo a vedere chiaramente se è così, no? Perché poi diciamo lo studio, diciamo il sondaggio che è fatto da Demos effettivamente evidenzia che eravamo a settembre 2023 con una diciamo favore verso l'autonomia del 51% e adesso siamo al 40%. Allora uno dice, beh cavolo, in 2 anni è crollata e ci mancherebbe altro. Allora, premesso però, bisogna fare però 2 premesse, cosa che diciamo l'articolo non fa, che secondo me invece fanno ben sperare. E anzi 3 ragionamenti vengono fuori da questi diciamo da questo sondaggio. Allora, il primo è che effettivamente, bisogna dire la verità, eravamo al 51, adesso siamo al 40, per cui è innegabile che ci sia stato un calo, diciamo, in 2 anni per quanto riguarda il favore verso l'autonomia differenziata. Bisogna anche considerare un fatto che e questo va proprio detto. Primo, fino al 2022, governo Draghi, ma anche prima dal governo Conte 1, ma soprattutto governo Conte 2, diciamo che tutti i presidenti delle regioni erano a favore dell'autonomia. Il presidente Mattarella, durante i 50 anni, per celebrare i 50 anni delle regioni, aveva di fatto elogiato anche diciamo il percorso regionalistico e l'aumento anche delle funzioni, delle materie a vantaggio delle autonomie delle regioni, ma non per altro, non perché Mattarella sia, come dire, un autonomista convinto, ma per il semplice fatto che è presente nella Costituzione l'autonomia differenziata dal 2001, essendo il Presidente della Repubblica, diciamo, il garante della famosa Carta fondamentale dell'Italia, è ovvio che lui parlava bene dell'autonomia. Ma ne parlava bene anche il ministro Francesco Boccia, che era ministro degli affari regionali, ne parlava bene anche Maria Stella Gelmini, che poi è stata, diciamo, la parlamentare che ha preso il posto di Boccia nel governo Draghi proprio per le riforme. E ricordiamo tutti, forse, che fino al 2023 Stefano Bonaccini, presidente attuale del PD, ma fino a poco tempo fa presidente dell'Emilia Romagna, e lo è stato per vari anni, era un primo fan dell'autonomia differenziata, ma era un fan anche Gianni, che è il presidente della regione toscana, era un fan a suo modo anche De Luca, che aveva chiesto durante il primo governo Conte di aprire una trattativa per avere delle materie di competenza. A suo modo era fan anche Emiliano, presidente della regione Puglia, che voleva delle competenze su alcune materie, non sulle famose 23 materie che invece chiedevano Luca Zaia e prima Roberto Maroni e poi Attilio Fontana per quanto riguarda Veneto e Lombardia, considerando anche che si è votato in Veneto e Lombardia e si è chiesto un parere ai cittadini, ovvero: volete voi più autonomia differenziata? Volete che noi amministratori portiamo avanti questa battaglia dell'autonomia differenziata? Ebbene, all'epoca circa 6 milioni di persone votarono sì tra Lombardia e Veneto. Quindi, ritornando al discorso del sondaggio, certo che è calato, ma certo anche che da quando poi il ministro Calderoli nel 2023 ha avviato effettivamente il percorso, fine 22, primi 23, ha avviato effettivamente il percorso dell'autonomia, cioè ha detto va bene, ok, piace a tutti, facciamola.
e lì si è creata una barriera che è partita un cancan, una campagna denigratoria contro un percorso che, lo ribadiamo 1000 volte, noi qui a Ragioniamoci Sopra, ma bisogna dirselo, un percorso stabilito, presente nella Costituzione, un percorso che è stato anche confermato da un voto degli italiani, perché nell'ottobre 2001, gli italiani andarono a votare un referendum confermativo costituzionale, che diceva che appunto c'era più autonomia per quanto riguarda le regioni. Italiani che andarono anche a votare nel 2016, nel famoso referendum grosso, quello di Matteo Renzi, che poi portò alle dimissioni del governo di Matteo Renzi, dove la riforma di Renzi voleva di fatto riscrivere, quasi, non dico distruggere, ma attutire, annichilire, azzerare, abbattere un po' le autonomie. Cosa è successo? Gli italiani invece votarono in gran parte no, perché volevano che rimanesse così. Quindi, se il voto degli italiani ha un valore, se la democrazia ha un valore, abbiamo questo. Poi però cosa succede? Che finché c'è il governo centro-sinistra, Conte 2, e il governo Draghi, che alla fine c'erano tutti dentro, tranne Fratelli d'Italia, l'autonomia andava bene e si portava avanti, e guai a parlarne male dell'autonomia. Qui a Ragioniamoci Sopra abbiamo elencato anche e anche nominato frasi pro-autonomiste da parte di numerosi esponenti del PD, ripeto, in primis Stefano Bonaccini. Poi però andiamo a vedere che quando invece le porta avanti il governo centrodestra, che porta avanti, come dire, vuole mettere in pratica quello che avevano scritto sulla carta gli esponenti del centro-sinistra, ecco che allora non va più bene. E quindi parte una campagna denigratoria, si dice che il nord vuole affamare il sud, che si vuole spaccare l'Italia, che si vuole allargare la forbice nord-sud, bla bla bla. Il risultato è ovvio che c'è qualcuno che alla fine dice, beh, però forse magari l'autonomia non mi piace, forse effettivamente cioè è normale che quando parte una campagna ci sia anche diciamo una caduta da parte della cittadinanza, dell'opinione pubblica, verso una riforma che, qui l'abbiamo sempre detto, ragioniamoci sopra, è la madre di tutte le riforme, in quanto permetterà una responsabilizzazione degli amministratori locali, un calo degli sprechi, quindi più soldi per il welfare. Visto che dobbiamo spendere soldi per le armi, bisogna centellinare bene i soldi anche per il welfare. Quindi questa è la prima spiegazione per quanto riguarda il calo dal 51 al 40%. Ma se poi andiamo a vedere bene, nel settembre 2024, cioè un anno fa più o meno, quando c'era la raccolta firme per fare un referendum che voleva andare contro l'autonomia, voleva abbattere, cioè veramente, se tu dicevi la parola autonomia sembravi un terrorista quasi, che volesse affamare le persone che abitano in alcune regioni d'Italia, cosa che sappiamo qui bene non è così, anzi. E quindi addirittura il consenso nel settembre 2024 era sceso al 35%, che comunque, ragazzi, cioè il 35% del consenso è pur sempre molto, molto, molto di più rispetto ai consensi che hanno ricevuto coloro i quali hanno portato avanti 5 referendum che si son tenuti a inizio giugno, che si son fermati più o meno molto prima, diciamo, del 35%. Ma lasciamo perdere, non facciamo confronti, restiamo sull'autonomia. Benissimo, allora il 35% era a settembre 2024 favorevole all'autonomia, percentuale che poi è salita al 41 e poi adesso appunto al 40%, come scrive il sondaggio di Nemos su Repubblica. Quindi diciamo che se volessimo essere come dire, bastardi, siamo passati dal 35 al 40%, cioè quindi quando è finita la campagna denigratoria verso l'autonomia, quando la consulta ha detto ragazzi però l'autonomia va fatta, mettiamo dei paletti, mettiamo dei puntini sulle i, riscriviamo la legge affinché sia consona alla Carta Costituzionale, ecco, a quel punto lì stranamente riparte il consenso verso l'autonomia e quindi dal 35 al 41%. E adesso siamo al 40, quindi adesso diciamo in
possiamo dire 9 mesi, siamo saliti dal 35 al 40%, dopo lo stop al referendum e dopo che la consulta ha detto: ragazzi, l'autonomia va fatta, ma va fatta in una maniera diversa, diciamo, da come era stata scritta la prima legge delega presentata dal governo. A quel punto lì, se io faccio due conti, dal 35 al 40 sono più o meno un più 17%, più 15, più 20. Insomma, contrariamente ai titoli di Repubblica che dicevano praticamente che l'autonomia non piace più, in realtà l'autonomia ha ripreso a piacere, soprattutto dopo l'intervento della consulta e dopo che è finita questa campagna denigratoria nei confronti di una riforma che appunto è sacrosanta. Ma poi se andiamo a vedere bene, per quanto riguarda anche le aree geografiche, c'è qualcosa di molto molto particolare. Allora, innanzitutto precisiamo questo, che l'autonomia è forte a nord-est, 64%. Allora qui io farei un mini ragionamento, poi sentiamo la musica e riprendiamo il ragionamento. 64% favorevoli all'autonomia nel nord-est. Vuol dire di fatto praticamente 2 cittadini su 3. Allora io mi domando, l'abbiamo detto prima, si è votato un referendum nel 2017 affinché, dove si chiedeva: volete più autonomia? Sì, si è votato, sono passati 8 anni e stiamo adesso procedendo, grazie al ministro Calderoli, grazie al governo di centrodestra, per attuare l'autonomia differenziata. La questione è questa, e la domanda che poi magari riprendiamo dopo la nostra pausa. Se 2 cittadini su 3 vogliono autonomia, lo Stato centrale cosa deve fare? Ascoltare questi cittadini o fregarsene perché Repubblica o un sondaggio dice che comunque gli altri non lo vogliono? Perché poi alla fine, ok che magari c'è chi non la vuole, ci mancherebbe altro, però chi la vuole e la vuole tanto, dico io, non si può trovare un accordo per venirsi incontro? Domando. E stavamo discutendo appunto di questo sondaggio che è apparso su Repubblica Demos, dove si dice appunto che sembrerebbe che l'autonomia non la vuole più nessuno, no? In realtà poi abbiamo scoperto che dal settembre 2004, quando si è un attimo placata la campagna denigratoria carica di fake news a nastro, noi che l'abbiamo smontate una a una qui, ragioniamoci sopra, ma purtroppo quando hai, come dire, il vento contro è difficile anche pedalare, no? Ma noi abbiamo sempre pedalato e siamo sempre andati avanti proprio per il fatto che numeri alla mano, fatti, dati, non solo, abbiamo sempre dimostrato che l'autonomia è invece la medicina che cura le divergenze, le disuguaglianze che possono esserci all'interno del nostro territorio italiano. Dicevamo prima, ci siamo salutati prima della pausa dicendo questo, no? Che comunque sono favorevoli nel nord-est il 64% degli elettori all'autonomia. E dicevamo appunto, cavolo, si è votato un referendum nel 2017, ma non è che lo Stato centrale può prendere in mano questa situazione. Cioè, siccome poi il Trentino e l'Alto Adige sono autonomi, diciamo, da sempre, il Friuli Venezia Giulia ha una fortissima, è statuto speciale e gode di una buona, forte autonomia. C'è il Veneto, che è una regione a statuto speciale, che è invece la capofila di chi vorrebbe l'autonomia differenziata, come previsto dalla Costituzione. Lo ribadiamo sempre lo sfinimento, ma bisogna dirlo perché non siamo... Chi è per l'autonomia è per la Costituzione, chi è contro l'autonomia è contro la Costituzione. Bisogna essere sempre precisi su questo. Dicevo, no, se il Veneto la vuole, non è che si può intavolare una trattativa diretta, cioè, perché poi alla fine se una parte di un territorio vuole un qualcosa, perché non avviare una trattativa diretta con un determinato territorio che magari appunto può essere da apripista nei confronti di altri territori che la vorranno. Si chiama autonomia differenziata proprio perché qualcosa che se uno la vuole la chiede,
tratta giustamente con lo Stato centrale, poi se si trova sicuramente un accordo, perché qualcuno c'è una mediazione, qualcuno cede, qualcuno invece non cede, si trova un punto e lì si può avviare la famosa delega di alcune materie o funzioni, che sono più o meno 500-600 quelle delegabili, dove probabilmente l'autonomia locale, la regione, può fare anche meglio dello Stato centrale come servizi offerti ai cittadini. Ma dicevo che ci sono anche altre, come dire, sorprese che emergono, perché allora nel nord-est il 64% degli elettori è favorevole all'autonomia, nel nord-ovest siamo al 46%, quindi comunque effettivamente viene fuori che siamo in presenza di una buona fetta dell'opinione pubblica che gradirebbe l'autonomia. Se noi sommiamo, anche se non si dovrebbe fare, nord-ovest e nord-est, siamo oltre il 50%, e anche qui torno al discorso di prima, cioè se una parte del paese chiede l'autonomia, perché? Mi domando io il perché lo Stato centrale non debba, al di là dei colori politici, non debba andare a trattare, a capire come sanare qualcosa che non va, perché se io chiedo una cosa vuol dire che per adesso la situazione attuale non mi sta bene, giusto? Mi sembra chiaro. Andiamo però a vedere, incredibile che poi le percentuali più basse di chi è contro l'autonomia sono nel centro-nord, e lì ovviamente abbiamo molte regioni, in particolare la Toscana, dove c'è stata una grande campagna con ricorso presso la Corte Costituzionale contro la legge di Calderoli, portata avanti appunto dalla Regione Toscana. La Regione Toscana che invece vuole l'autonomia, per dire, su fine vita, sullo sventolare la bandiera della Palestina, sull'interrompere i rapporti con Israele. Lì sì che allora vuole autonomia, però su altre cose non vuole autonomia, e anche lì ne abbiamo parlato qui a Ragioniamoci Sopra. E centro-nord è il 30% chi vuole l'autonomia. Al centro-sud, dove lì c'è stata proprio l'apoteosi dei no autonomia, comitati, dove si è detto che si voleva sfasciare l'Italia, il simbolo delle forbici, che voleva tagliare in due l'Italia, cioè cose veramente false, e lì il consenso è il 25%. Incredibile ma vero, sud e isole, cioè il vero sud e le isole sono al 38%. Cioè, e scrive anche Ivo Diamanti, questo, no, può sorprendere semmai come la rivendicazione autonomista risale, attenzione, risale nel mezzogiorno, cioè è aumentata, dove appunto si avvicina al 40%. Questa tendenza, scrive Diamanti, già osservata in passato, riflette un sentimento comprensibile che alimenta la rivendicazione nei confronti del Nord e dello Stato centrale. Allora qua dico, ma come? Ma come, mi domando io, no? Cioè, se tutto il racconto che è stato fatto è l'autonomia sfascia l'Italia, fama al Sud, no? Abbiamo sentito tutti. Vado a vedere poi che quelli invece che sono i no autonomia sono quelli più vicini a Roma, in senso di potere politico e centrale, no? Non certo a livello di città o di cittadini, ci mancherebbe altro. Quindi il paradosso è che al sud invece dicono no, io la voglio l'autonomia, vogliono autonomia quasi, adesso non dico come al nord-ovest, però praticamente è il 38%, quasi il 40%, e addirittura dice il sondaggio di Vodiomanti, è risalita la percentuale di poco, è risalita la percentuale di elettori al sud e nelle isole che vogliono l'autonomia. Certo, nelle isole c'è già in teoria l'autonomia, e lo statuto della regione siciliana è praticamente più vecchio della Costituzione. In Sardegna, statuto speciale, forte autonomia, forte radicamento chiaramente della popolazione, però è un'autonomia incompiuta, no? Perché è un'autonomia che, abbiamo parlato anche qua varie volte, è un'autonomia povera, dove non si dà vera autonomia, un po' per colpa della politica locale, un po' per colpa della politica centrale nei decenni, non certo di questo governo, di quello prima, ci mancherebbe, è una roba stratificata.
ma i cittadini la vorrebbero l'autonomia, perché chiaramente si sentono di poter probabilmente avere servizi migliori nel caso ci fosse una vera, e sottolineiamo 1000 volte, vera autonomia per quanto riguarda il sud e le isole. Quindi c'hanno riempito una testa dicendo che povero sud, se facciamo l'autonomia differenziata il sud sparisce, il sud vuole più autonomia del centro. È una roba che non sta né in cielo né in terra, nel senso rispetto al racconto che ci viene fatto ridicolo, chiaramente di come se quelli del sud fossero persone che non sono in grado di intendere e di volere, ma invece loro, nel loro piccolo, sanno che l'autonomia può dargli del bene. Siamo a un 38% che in teoria, se fosse vero il racconto che al sud l'autonomia sfascia il sud, dovremmo essere a 0, no? Giustamente, no? Perché se una roba mi fa male, certamente non la voglio. In realtà è una percentuale ben più alta rispetto al centro-nord, il 30%, e centro-sud, 25%. Concludiamo con il discorso dei partiti, no? Allora, c'è questa scala, diciamo da 1 a 10, nella quale 1 significa totalmente contrario, 10 totalmente d'accordo per quanto riguarda l'autonomia. Quanto si direbbe d'accordo con l'introduzione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario? Allora, per quanto riguarda gli elettorati, vediamo che nella Lega siamo al 79%, praticamente anche lì, bisogna dirlo, ci sono 2 elettori su 10 della Lega che non sono per l'autonomia. Incredibile ma vero, tenetevi forti, Forza Italia che è stato un po' il partito che ha un po' più frenato, un po' più messo paletti, un po' più detto però vediamo, ma tanti distinguo all'interno proprio di Forza Italia verso la riforma dell'autonomia, gli elettori di Forza Italia al 73% sono per l'autonomia. Un po' di più addirittura di Fratelli d'Italia che invece, nonostante non sia mai stato un partito pro autonomia, ricordo che nel 2017 quando ci furono i 2 referendum consultivi in Veneto e Lombardia, Fratelli d'Italia diciamo che non era proprio contenta di questi referendum, non dico che ha fatto campagna per il no, ma diciamo non ha manco fatto campagna, o se non casi isolati, ma proprio per il semplice fatto che non erano favorevoli. Però comunque gli elettori di Fratelli d'Italia dicono al 70% sì. Incredibile ma vero, Italia Viva, 62% dicono sì. Incredibilissimissimo davvero, Più Europa, gli elettori di Più Europa, 56% dicono sì. Consideriamo che Più Europa ha partecipato alla raccolta delle firme contro l'autonomia differenziata, che volevano, per portare avanti un referendum contro l'autonomia differenziata, e abbiamo detto tutto. Azione, elettori di Azione sono al 55%, poi abbiamo M5S, gli elettori di M5S, il 48%, quasi praticamente 1 su 2, sono per l'autonomia. Vai a vedere i parlamentari, gli esponenti i cosiddetti ex grillini, possiamo dire così, sono tutti contro l'autonomia, il loro elettorato, quasi 1 su 2, è per l'autonomia. 44% poi di Alleanza Verdi Sinistra, che ne hanno fatte di ogni colore contro l'autonomia, praticamente invece vorrebbero l'autonomia. Ecco, il PD 36%, è il partito dove c'è la gente che vuole meno autonomia. Considerando che però nel PD, il presidente del PD è un signor Stefano Bonaccini che fino a 1 anno e mezzo fa era il fan più sfegatato dell'autonomia, ma adesso ha cambiato idea. Elly Schlein ha cambiato idea, anche lei era per l'autonomia quando era vicepresidente della regione Emilia-Romagna. Adesso hanno cambiato tutti idea perché chiaramente c'è il governo centrodestra, c'è il ministro Calderoli, quindi non va bene appoggiare una cosa che può far bene ai cittadini, e quindi chiaramente anche poi l'elettore del PD ha seguito. Però rimane questa roba qua che ha di fatto Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, siamo oltre il 70% di favorevoli, gli elettori favorevoli all'autonomia. Italia Viva più Europa, Azione, siamo addirittura dal 55 al 62%, M5S 48%, Alleanza Verdi Sinistra 44%. Se l'autonomia non piace più, allora non so cosa piaccia. Ci sentiamo la prossima settimana, ci vediamo la prossima settimana, sempre qui su Radio Libertà con Giuliano Zulin. Ragioniamoci sopra, come sempre, buona autonomia a tutti. Ciao!